Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete i cieli di tutto il mondo, come in Italia, come in Europa, come in America, ovunque, sono tutti pieni di scie chimiche. Quindi in realtà il lato esteriore di questa genio ingegneria ci parla della manipolazione climatica, diciamo così, ma e della necessità di ridurre, diciamo ragazzi, l'effetto serra. Quindi più o meno è quello che cercano di volerci far capire. Quindi ridurre l'effetto delle radiazioni solari creando uno schermo riflettente di nanoparticolato di alluminio e di altri metalli. Quindi questa sarebbe la loro teoria. In effetti ci sarebbe un altro uso, in effetti quello che ho detto io, il lato oscuro. Il lato oscuro invece dice un'altra cosa, che queste nanoparticelle che sono irrorate nel cielo quotidianamente in tutto il mondo attraverso le scie degli aerei ha a che fare con il controllo mentale dell'elite sulla popolazione, cioè su di noi. Quindi in realtà non sarebbe una manipolazione climatica per ridurre l'effetto delle radiazioni solari, ma bensì sarebbe un controllo mentale dell'elite sulla popolazione mondiale. Quindi insieme al nanoparticolato viene infatti dispersa la cosiddetta smart dust, ossia la polvere intelligente, allo scopo ragazzi di creare tipo un'interfaccia diciamo di tipo tecnologico tra il segnale radio e la comunicazione di luce del nostro DNA. Quindi in effetti è come se diciamo a parole povere va, come se fossimo tipo zombie, va, diciamo così, quindi come se verremo comandati da questa cosa, quindi significa che loro possono agire sul nostro umore, sulla gioia, l'insofferenza, diciamo è come un input che mandano, diciamo, attraverso queste scie chimiche. Quindi, a parte il lato, diciamo, che è vero che serve per la manipolazione climatica, quindi queste cose riescono a manipolare il clima. Qui deve piovere, qui non deve piovere. Poi hanno detto che serviva per le radiazioni solari, per fare tipo uno scudo per le radiazioni solari. Poi adesso è uscito il lato oscuro di perché servono. Servono per controllare le persone. Quindi in realtà fanno tipo una triplice fase in questa irrorando il cielo di, come potete vedere questo è il cielo di un normale diciamo già con spasso di scie chimiche, però lo potete vedere anche davanti a casa vostra perché è ovunque, pure qua a Salerno quante volte guardo il cielo e lo vedo così, quindi non è una novità, quindi non è un problema di una regione, di uno stato, no, un problema a livello mondiale. Quindi addirittura ci sta sotto i paesi l'influenza NATO-ONU che sta favorendo le comunicazioni telepatiche tra gli individui. Quindi è come se noi ragazzi fossimo tipo degli esseri viventi che stiamo cambiando. In effetti ci rendono molto più nervosi, diciamo siamo più o meno esposti a questo loro volere, diciamo, questo è il discorso che vogliono tenerci belli come dicono loro, quindi anche questa cosa dicono che sia fortemente, diciamo, potete prendere molto facilmente l'autismo, la demenza precoce, l'Alzheimer, ciao Fabrizio, che sono cose che stanno in costante aumento da quando ci sono queste famose scie chimiche, quindi sono metalli pesanti, inquinamento elettromagnetico, diciamo onde radio che ci stanno proprio, diciamo, adesso specialmente con l'arrivo del 5G ancora peggio, quindi stiamo ancora peggiorando la situazione, quindi tra controllo mentale con le scie chimiche e controllo mentale attraverso il 5G, diciamo che stanno cercando di renderci davvero un popolo, diciamo, sottomesso, diciamo questa sarebbe la parola più adatta.
quindi significa che vogliono farci cambiare forse a livello spirituale, che bombardando dei segnali radio incoerenti, diciamo lentamente la nostra anima si spegnerebbe, dice, quindi lasciandoci ormai in uno stato tipo vegetativo. In effetti, come stavo dicendo io, guarda, stanno dicendo le stesse cose che ho detto già io prima perché sto leggendo un articolo russo. Sì, lo farò poi a Ouija, la famosa tavola, dici tu. Sì, sì, va bene Fabrizio. Quindi diciamo che ci lascerebbero come un corpo in uno stato vegetativo. Perciò ricordano gli zombie, io l'ho detto già prima, però anche la traduzione dopo me l'ha detto, quindi avevo ragione. Quindi è questo lo scopo, diciamo, delle scie chimiche. In effetti, da un lato loro cercano di mantenere le radiazioni, poi hanno messo i metalli pesanti, poi hanno messo questo, diciamo, Stardust, come si chiamava, perché questo è in russo, quindi è un po'. Ah, Smart Dust. Ciao avvocatello, quindi la chiamano polvere intelligente, quindi crea un'interfaccia tra il segnale radio e la comunicazione del nostro DNA. Quindi sì, sì, già nel 2005, sì, però in effetti si pensava all'inizio che erano diciamo manipolazione climatica oppure necessità di ridurre l'effetto delle radiazioni solari. Poi in effetti è uscito fuori che si tratta di manipolare la persona, quindi è un altro tipo di manipolamento, non il climatico. Quindi questi con queste scie chimiche controllano il clima e anche noi, quindi non è in effetti solo il clima, pure a noi, perché queste onde radio con questa smart dust che è una polvere che noi respiriamo quando giustamente respiriamo tutti quanti, quindi entra nel nostro cervello, sì sì, e ci cerca di tenere un po' più calmi, più rilassati, quindi ci inducono tipo, come ha detto bene questo russo, in uno stato diciamo vegetativo, quindi belli calmi calmi, ci vogliono proprio come dicono loro. Quindi in effetti anche Putin sta molto diciamo attaccando come se ben sapete sempre gli Stati Uniti. Sì, sì, ma Putin guarda è l'unico dittatore, è vero, è un dittatore, io non lo metto in dubbio, sarà quel che sarà, però su certe cose Putin non la fa bene, guarda. Io la maggior parte dei miei articoli che sono particolari li trovo da amici russi dove ci sta più complottismo che mai. È sempre, ragazzi, vi giuro, c'è sempre l'America e gli Stati Uniti in mezzo, sempre, sempre e sempre ci sono loro in mezzo, quindi perciò Putin ce l'ha proprio con gli Stati Uniti d'America e diciamo i suoi alleati, anche se a noi non ce ne importa proprio, quindi dice è proprio, sono loro il problema, non è l'Italia, non è quello, diciamo è proprio gli Stati Uniti d'America, quindi con la NATO, ONU, diciamo loro ce l'hanno proprio con queste agenzie qui, servizi segreti deviati americani, quindi Putin ce l'ha proprio con queste persone che Putin l'ha detto, ha detto se un solo aereo prova a passare sulla mia Russia irrorando scie chimiche io lo bombardo direttamente, quindi Putin non scherza. Putin è stato sempre chiaro, pure adesso ultimamente ha fatto un video dove dice che come Soros, sì, George Soros, è ricercato proprio in Russia e in tutti i suoi diciamo, paesi alleati e ha detto che non lo farà nulla, lo chiuderà in una gabbia, ha detto, e lì morirà per tutta la vita. Quindi ha detto deve soffrire fino all'ultimo. Quindi se lo prendo io possono fare che vogliono loro, perché Soros ha fatto un casino, voleva comprare non so quante cose in Russia con i soldi suoi e voleva tipo mettere le mani sul territorio russo. Putin lo sta cercando per mare e monti, giustamente non può farlo in un paese al di fuori dei suoi. Quindi però Putin l'ha avvertito, Giappone, Cina,
Corea, Medio Oriente e Russia sono una sola cosa, quindi ovunque sarà in queste parti lui verrà preso e portato direttamente in Russia e non ci sarà Stati Uniti che manterranno cose. Una volta preso possono attaccare, ha detto, quando vogliono, come attaccano attacchiamo noi. Quindi non hanno detto che gli Stati Uniti si facciano i fatti suoi. Questa è una faccenda personale fra me e Soros, che Soros poi sarebbe un grande miliardario, ragazzi, che diciamo sta nell'elite mondiale, quindi diciamo uno dei tanti che vuole sfruttare con le scie chimiche, con il 5G, con tutte queste nuove innovazioni, vuole avere anche lui, diciamo, una bella fetta di torta del controllo mentale di tutti. Quindi io credo, guardate, che la Russia è vero che Putin è un dittatore, è vero che Putin ha fatto delle cose sbagliate, però Putin è uno di quei tosti che non nascono più come Putin. Secondo me neanche tra 100 anni nasce uno come questo. Quindi questo quando si dice 7 si fa 7. Quindi lui ha detto qualsiasi aereo si prova a buttare un po' di diciamo di scia chimica in Russia, dice quante persone ci sono dentro, non mi interessa proprio. Sul territorio mio io lo abbatto, quindi ci possono stare pure 200 persone dentro, non me ne importa nulla. Perché le scie chimiche nel mio paese, nella mia nazione, non le venite a buttare. Quindi ha avvertito che chiunque sorvoli i cieli della Russia non si permettesse di irrorare il cielo della Russia. Sì, sì, è vero che c'è i contro e i pro, sì, sì, no, io lo sto dicendo, guarda, però su certe cose mi piace come agisce lui, diciamo, i contro ci sono, per l'amor di Dio, però ci sono pure i pro, cioè lui proprio ce l'ha con queste persone, in effetti io lo ammiro per quando dice che le scie chimiche non devono essere fatte, quindi se qualche aereo passa sulla Russia e si permette di fare, ha detto io butto tutto per te, quindi o ci sono 100 persone o ci sono 200 persone, non mi interessa, io abbatto direttamente. Quindi ha detto che Soros se verrà preso nei suoi, diciamo, nei paesi alleati suoi, oppure verrà preso in Russia, non lo fa nulla, ha detto di male, lo chiude in una cella e si butta, ha detto mi mangio la chiave. Nel vero senso della parola, ha detto Putin, mi mangio la chiave. E quello lo fa, ragazzi. Io sono convinto che se la mangia davvero la chiave, nel vero senso. Quindi diciamo che, come se, come tutte le persone, eh sì, vabbè, farà frammenti di acciaio, che ne so. Comunque è uno che alla fine è tosto, non se ne importa, quindi si guarda la sua nazione, quindi in effetti è sempre così. Invece gli stati da sempre, ragazzi, cercano di prendere il potere sull'Italia, su tutto il mondo, in effetti, fateci caso. La guerra in Iraq, in Iran, perché vogliono comandare ovunque. Quindi stiamo sempre a dire che l'America è andata a fare la guerra lì perché voleva il petrolio, poi si scopre che l'America era perché voleva prendersi il petrolio. È sempre la stessa storia, ragazzi. A noi ci contano quello che ci vogliono contare, poi sotto sotto è perché si volevano impossessare, diciamo, del petrolio, delle miniere di diamanti. E perciò, ma non ci sono nemmeno riusciti anche perché, ragazzi, andare in Iraq, in questi paesi qua, ragazzi, ma figuratevi, voi andate, l'America con tutta la tecnologia che ha, quelli là non sono normali. Le chiavi di cioccolato, no, quella se la mangia, quella di ferro si mangia il Putin, sicuro. Ma sì, avvocate, guarda, tutte le guerre che stanno facendo, mo tuo marito sta in Iraq, in Pakistan, dove sta Afghanistan, tutte le guerre che sono state fatte alla fine sono perché vogliono prendersi il potere che ha quello Stato, quindi petrolio, diamanti, tutte queste ricchezze che i paesi, quelli là, hanno. Quindi quelli un buco per terra in Afghanistan, in Iraq, c'è petrolio, avvocate.
il marito no, l'avvocatella c'è il marito che sta in Afghanistan. In effetti è un soldato. Avvocate, si va in Afghanistan, Iran e Iraq e fai col trapano tipo un buco per terra, esce il petrolio. Quindi gli Stati Uniti perciò sono andati lì a cercare, diciamo, a cercare, diciamo, di fare la parte del Salvatore, però in effetti vuole la sua parte, poi capisci? Vuole salvare il popolo, però poi dice aspettate, io vi ho salvato da questa dittatura, però adesso ci mangio pure io. Quindi il discorso è sempre lo stesso. Quindi vogliono salvare quelle persone. Non lo so che reggimento sta Fabrizio, ti dico una bugia. Devo andare all'avvocatella in effetti, non lo so. E ho capito, ho detto sta avvocatella sta in linea, lei lo sa, io non lo so che reggimento. Che reggimento è avvocatella? Ti dico una bugia, Francesco, perché lei sta scrivendo, quindi so che è partito già da 15-20 giorni, quindi non so però che parte sta. Sta in Afghanistan, però. Eh sì, lo so, eh. Vabbè, ma quello pure Fabrizio stava lì, perciò lo vuole sapere. Anche Fabrizio faceva questo mestiere. Vabbè, può darsi pure che non lo sa, avvocatella, quello comunque non dicono mai nulla, quindi è capace pure che avvocatella sa solo che sta lì. TF45, se trovo il mio amico glielo devo dire, TF45. Il mio amico pure adesso sta in Afghanistan, quindi non so in che parte, però ti dico una bugia. Però quando lo vedo, perché adesso è parecchio che non lo vedo, quindi è partito sicuramente. Però quando lo vedo TF45 gli devo dire lui che parte sta. Vabbè ragazzi, vi auguro buon proseguimento, quindi le scie chimiche in realtà sono tipo il controllo mentale sull'uomo, quindi è tutta una baggianata, il controllo climatico e tutto, in effetti è anche quello, però dietro al cambiamento climatico e tutto ci sta pure questo, quindi hanno fatto tipo una doppia faccia, quindi da una parte fanno il cambiamento, manipolamento climatico e da una parte fanno manipolamento sull'uomo, quindi fanno due in uno. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e ci sentiamo più dopo, quindi sicuramente tra poco devo trovare qualche notizia. La tavola Ouija voleva sapere Fabrizio, mi pare che ha detto, quindi su questo sono molto preparato, quindi poi la farò forse nella serata, quindi quanto più ci sta, diciamo, quell'atmosfera adatta, tipo, oh no, avvocate, quando ci sta quella cosa, diciamo, più rilassante, quindi più da paura. Quindi quando scendono le tenebre faremo il video sulla Ouija, la famosa tavola. Ieri mi sono visto la seconda puntata di Supernatural e ti devo dire, stavolta i fantasmi sono riusciti a scappare, sì, avevano fatto questo campo magnetico con il sale perché si dice che il sale non possa attraversare i fantasmi, cioè se tu metti una linea di sale per terra, un fantasma non può passare quella linea di sale. In effetti ti faccio un esempio, se a te ti attaccherebbe un fantasma, basta che tu metti un cerchio di sale intorno a te, il fantasma non può entrare dentro. Fa da protezione, sì. E in effetti ieri nella seconda puntata hanno fatto un cerchio di sale lunga. No, no, sale normale, basta sale normale, no. È proprio che sale contro i fantasmi, quindi non contro i demoni, che i demoni sono un'altra cosa, contro i fantasmi. Quindi contro i fantasmi, contro le anime, diciamo così, il sale non va bene per loro, quindi non possono attraversarlo. Quindi diciamo che se col sale grosso
tu ti fai tipo un cerchio, dentro di quel cerchio lui non può entrare, quindi è così. E quindi questo hanno fatto vedere nella seconda puntata. Purtroppo sta svanendo l'effetto del sale perché in effetti non dura molto perché che è successo? È incominciato a piovere e quindi il sale si è sciolto e quindi adesso la protezione sta saltando, quindi poi adesso stanno cercando diciamo di trovare una soluzione. Poi alla fine hanno contattato una strega che ha fatto una palla magica dove aspirare tutte le anime dei, diciamo, di quelli che sono scappati dall'inferno, in effetti lì. E quindi ha fatto questa palla magica e ha rinchiuso tutti quanti dentro questa ampolla. Però ne stanno arrivando ancora a miliardi perché il demone che è uscito che sta aiutando adesso loro, che si chiama Belfagor, questo è il vero nome del demone che si è unito a loro, che vuole assolutamente che l'inferno ritorni come era prima, anche perché lui dice a me mi piaceva come era l'inferno, io ci lavoravo, facevo il torturatore di anime e quindi vi aiuterò a mettere le anime al loro posto, quindi nell'inferno. Anche perché, come ho spiegato prima, questa apertura l'ha fatto Dio perché Sam e Dean hanno sparato a Dio. Dio si è ribellato giustamente e ha fatto arrivare l'Apocalisse sulla terra aprendo l'inferno. Quindi adesso tutti i demoni, tutte le anime dannate stanno in giro per il mondo. Quindi un casino proprio in questo secondo, anche seconda puntata. E adesso Dio è andata dalla sorella perché Dio in effetti in questo diciamo serie TV c'ha pure la sorella perché come sapete c'è la luce che è Dio e l'oscurità che è la sorella nel film. Sì, stanno tutti proprio arrabbiati. Quindi è andato dalla sorella, la sorella ha detto qualche guai hai fatto, me lo sento, perché di solito Dio non va d'accordo con l'oscurità, cioè con la sorella, che qui fa la parte dell'oscurità e la sorella di Dio. E quindi dice ti vedo preoccupato, qualcosa hai fatto e non me lo vuoi dire. Allora siccome poi Sam ha sparato a Dio sul braccio, diciamo, adesso lui, in effetti quella pistola, chiunque sparava a quell'altro prendeva il proiettile pure lui. Quindi se io sparo a te è come se io sparo a me, quindi rifletteva la pistola. Quindi Sam adesso c'ha il dolore pure lui alla spalla e anche Dio lo stesso, perché è come se io avrei sparato a lui, ma lui ha sparato a me. Questo aveva il potere, questa pistola. E ora Dio ha perso un po' dei suoi poteri. Quindi adesso la sorella che è l'oscurità è molto molto più forte di lui. E quindi adesso l'ha rinchiuso nella stanza e ha detto rimani qui, io mi vado a divertire perché il pianeta Terra a me mi piace sempre considerato una nullità questa che hai fatto tu, però ho notato che gli umani mi piacciono, dice, adesso mi vado a fare shopping. Quindi diciamo la sorella di Dio, diciamo che gli esseri umani, il pianeta Terra, alla fine lei era contraria a questa, all'invenzione diciamo del fratello, però adesso ci ha preso gusto, in effetti si va a fare i massaggi, va a fare shopping, quindi si vede bene della vita, dice una cosa che mi piace. Quindi adesso Dio è un po' tipo condannato qua, anche perché la sorella è molto più forte. Già quando Dio aveva pieni poteri, Amara, diciamo che si chiama così nella serie, l'oscurità era più forte della luce. Quindi già Dio quando stava nel suo massimo, diciamo, potere, doveva temere l'oscurità, cioè la sorella, quindi era una battaglia tra luce e sole. Sì, sì, ma è sto alla 15ª stagione, l'avvocato è. Sono 15 anni che la vede, capì? Questa è, è anche l'ultima, quindi finirà poi. Non me ne vedo più. Vabbè, me la ritorno a vedere dalla prima. E quindi poi finisce che la sorella di Dio esce fuori e se ne va a fare shopping e Dio rimane chiuso in casa con i poteri che stanno scendendo perché quella pallottola che ha incastonata, diciamo, nel braccio si sta man mano, diciamo, allargando, quindi sta prendendo come tipo una gangrena. E lui voleva cercare aiuto dalla sorella, però la sorella ha fatto l'indifferente, ha detto adesso stai così
come sono stato io tanti secoli che tu mi hai bloccata, mi hai rinchiusa, adesso stai rinchiuso tu. E chiude la porta e finita la seconda puntata, quindi questo è stato. Invece era Dean e tutti gli angeli e tutti, eppure qualche demone che sta contro, diciamo, insieme agli umani, tipo Belfagor, stanno cercando di rinchiudere tutte le anime in sfere. Sì, sì, no, no, se ne va in giro a fare shopping, a truccarsi. In effetti, quando è comparso Dio da lei stava facendo un massaggio da una cinese in Cina e poi all'improvviso non ha sentito più le mani della massaggiatrice e ha detto: Ma che succede? Guarda, si gira e trova il fratello, dice: Che vuoi tu, mo qua? Dice: Non vedi che sto facendo i massaggi? Quindi diciamo è una serie bella, però te la devi vedere dalla prima perché ti ripeto, io la sto guardando da 15 anni. Con questo qui sono 15 anni che io vedo questa serie. Anche se però hanno detto che questa è l'ultima, quindi questo è l'ultimo anno che vedremo Supernatural. Quindi diciamo, ho aspettato, quello il giovedì esce in America. Sì, sì, vado sui siti americani, me lo vado a vedere in inglese, avvocate non mi interessa proprio. Poi metti i sottotitoli in inglese, tanto col computer ci so fare e quindi trovo subito la diretta per vedermelo, quindi poi aggiungo i sottotitoli in automatico e male che va me lo vedo sottotitolato, quindi non mi interessa. Quindi vado sui siti americani, lo vedo in inglese, la lingua è parlata in inglese. No, non lo puoi trovare. Se dove lo puoi trovare, Fabrizio? Vai sul il genio dello streaming. Vai su Google, scrivi il genio dello streaming. Vai sul sito, ci sono tutte le serie TV. Basta che tu su serie TV poi scrivi Supernatural e ti escono tutte le serie che ci sono. Difatti, la 15ª stagione ce ne sono due, uno e due, quindi è la seconda che ho visto ieri. Di solito sulle serie vado qua. Poi su Netflix no, ho visto io, ce l'ho pure io a casa sulla televisione qua. No, ieri hanno messo un bel film di paura su Netflix, è la verità, me lo so visto, era bellissimo e te lo consiglio, mo vado a vedere qual è, non me lo ricordo, però sto aprendo Netflix un attimo, ti dico quale mi sono visto ieri, che era bellissimo, se lo trovo qua. Allora, 300, vabbè, lo sapete tutti quanti più o meno, in effetti è quello là, 300, sì. Eli, vai su Fabrizio, Eli. Su Netflix. È un film però, non è una serie TV, eh. Quindi è un bel film di paura. In effetti si tratta la storia, diciamo, di un bambino che la mamma gli dice che è malato, ma in effetti non è malato. La mamma ha detto che lui è allergico al mondo esterno. Ma in realtà non ti dico tutto perché sennò non avrebbe spizio se te lo vai a vedere. Quindi c'ha un finale molto molto particolare. Guardatelo perché ti giuro, Eli. Ah, l'hai visto che al finale lui era il figlio del diavolo? Invece si pensavano che era un gene modificato e al finale lui era il figlio del diavolo. E poi diciamo ha ucciso tutti e poi si è salvata solo la mamma. E stava l'altra ragazza fuori, quella che parlava dentro ai vetri, che diceva, invece quella era la sorella in effetti, un'altra ragazza che era riuscita a passare il terzo livello. Sì, sì, stanno in ospedale, invece quelle non erano ospedali. Io convintissimo all'inizio che era un ospedale, invece quello era un convento di suore. In effetti erano delle suore che facevano le infermiere, che però dovevano esorcizzare questo Eli. Quindi pure io, fino a un certo punto, io credevo che questo bambino aveva un qualche difetto genetico. Quindi poi quando ho visto che stavano facendo l'esorcismo, ho detto, "Oh, mamma mia, allora questo bambino non è che ha un problema, diciamo, a livello genetico, quindi
Questo è, diciamo, è il figlio del diavolo, anche perché lì non è l'incarnazione, perché in effetti nel film lo doveva uccidere, perché quello lì non è che è posseduto, quello è l'incarnazione, quindi non lo puoi esorcizzare, lo puoi solamente uccidere. Quindi quando nasce l'anticristo tu non lo puoi esorcizzare, non è che dici vattene da questo corpo, quale corpo? Quello è suo. Quindi in effetti la signora poi nel film non doveva esorcizzarlo, dice la preghiera, sì, dell'esorcismo, ma poi al finale con un pugnale sacro lo deve uccidere. Quindi in effetti il figlio del diavolo, oppure l'anticristo come lo vogliamo chiamare, non può essere esorcizzato. La serie Dark l'ho sentita, non l'ho vista però, ti dico la verità. Sa quale mi sono visto, Fabrizio? Mi sono visto Lucifer, l'hai visto tu? Lucifer. È una serie TV questa qua. Lucifer pure mi è piaciuto molto, la verità. E allora vattela a vedere perché ti dico all'inizio solo, il diavolo si è scocciato di stare all'inverno, se ne va a Los Angeles e da lì incomincia una serie di cose, diciamo, però non è di paura, è tipo una cosa che si mette insieme a una signora che fa la poliziotta, indagano sui crimini che vengono commessi a Los Angeles, però poi alla fine c'è una profezia. Quando il diavolo camminerà sulla terra e si innamorerà, arriverà l'Apocalisse. Quindi poi tutti quanti cercheranno di far smettere di innamorarsi, diciamo di far innamorare a Lucifero con questa poliziotta che lui ha legato molto. È una bella serie, guarda, te lo assicuro che è bellissima. Peccato che devono fare una nuova stagione, ma la sto aspettando, ma ancora non è uscito. Quindi poi ho visto 800 i ragazzi che stanno sull'arca e poi scendono sulla terra perché dicono che era infettiva, era alte radiazioni. Eccolo qua, Dark, fai vedere un attimo. Allora, nel 2019 la scomparsa di un ragazzino del posto provoca i terrori tra i residenti di Winden, la piccola cittadina tedesca con una storia bizzarra e tragica. Sono due stagioni. Sì, adesso l'ho visto. Segreti, bugie, passato e presente, doppie vite. Sì, sì, lo vedrò perché a me queste cose mi piacciono, quindi molto. Quindi l'alfa e l'omega poi ci sta come l'ultima puntata. Quindi l'alfa e l'omega, sì. Peter ha un'esperienza scioccante, Jonas scopre la verità sulla famiglia. Ma le sorprese non sono finite, Elge compie un sacrificio, quindi allora me la devo vedere per forza, Quindi ragazzi vi auguro buona giornata, voglio incominciare a guardare un po' questo Dark. Questo è vietato ai minori di 14 anni, vabbè, ma pure se fosse stato vietato ai minori di 40 anni l'avrei visto. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo dopo. Mi vedo un paio di, diciamo, di puntate, un po' alla volta, perché siccome sono ingordo va a finire che sono capace di passare tutti i giorni e me la vedo per intera. Poi, poi dopo che vedo, guarda, questo è il guaio, che io quando esce un film di paura sono il primo a vederlo, come arriva così me lo vedo. Quindi pure nella lingua madre, non mi interessa, mi faccio la traduzione. Quindi adesso sto aspettando, prossimamente in effetti uscirà Criminal, non mi interessa, Serpente a Sonagli no, The Brick no, King Fall no, io Re, Elena, no, io voglio roba da paura, vabbè ragazzi, eccolo qua, 222, destino già scritto, questo allora sicuramente farà per me. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo.